deve essere affrontato come gli altri, ma il punto centrale è se crediamo che la via maestra sia quella indicata dal Presidente della Repubblica, cioè le misure strutturali e ordinarie, cioè la depenalizzazione, la detenzione domiciliare, quella è la strada e vale per tutti. Poi se togliamo dal campo alcuni reati, questi ulteriormente semplificheranno. Io proporrei una cosa, è arrivato il direttore, eccolo qua, guardate come arriva Fagiolo, è un mio carissimo amico, me lo permetti di dire, quando eravamo dottor Pagano, è il direttore mi vorrebbe dire tutte le carceri italiane, perché lui stava a San Vittorio quando io facevo Mani Pulite, quindi voglio dire, c'ha avuto pazienza presso a me. Allora, nel dare il benvenuto, mi permetto innanzitutto di prendere la parola, ma col dottor Pagano ho un senso di rispetto e di fraterna amicizia che mi permette. Il dottor Pagano io credo che sia uno di quei direttori generali di una umanità che sono riusciti a rendere vivibili anche gli interni carcerari, proprio mettendoci tanta volontà. Io ho verso di lui, come cittadino proprio, un senso di riconoscenza particolare. Nel dargli la parola vorrei accennargli di che cosa stiamo parlando e di che cosa si stava discutendo in questo momento, perché c'è una persona come te che può rispondere esattamente a un tema che io volevo rispondere, mi sono stato zitto apposta, perché c'era anche sia da risponderti approvando sia da risponderti disapprovando in alcune cose. Però, siccome lui è una matematica, perché sa come stanno le cose in carcere, ti può rispondere e in molte cose hai più ragione tu. Direbbe qualche politico purtroppo. Io di qua non scappare. Allora, la questione che si sta discutendo è questo. La rappresentante della polizia penitenziaria abbiamo deciso di dargli un po' di solidarietà, perché abbiamo detto c'è l'altra metà della media in carcere che sta soffrendo, non sta soffrendo soltanto quella metà, c'è anche quell'altra metà della media in carcere, e comunque c'è necessità di dare una soluzione sia a quelli che stanno troppo stretti e non hanno possibilità di creare un futuro diverso perché hanno sbagliato, sia a quelli che facendo il loro dovere si trovano anch'essi con demarziati perché si ritrovano ristretti. Che cosa si può fare? C'è in questo momento l'idea di un'amnistia in tutto. Credo che nel merito difficilmente tu potrai entrare, essendo funzionario dello Stato, dovrai, quindi ve lo dico io perché non me ne parlo. Però si è posto un problema di dire, ma in definitiva, quante persone ci sono dentro e quante persone quindi potrebbero non esserci dentro se dovesse intervenire un'amnistia sulla falsariga dell'amnistia, l'ultima Mastella del 2006, e in alternativa quante persone potrebbero uscire e quindi non essere dentro a alleggerire il terreno carcerario se ci fossero alcuni tipi di interventi. La depenalizzazione per taluni tipi di reati, in particolare qui se ne è discusso di due. L'uno, la depenalizzazione della Bossi-Fini, per intenderci. Due, la rivisitazione della carcerazione preventiva e anche della carcerazione esecutiva per quel che sono i reati di detenzione, di mera detenzione di droghe leggere in luoghi sempre stabiliti come principi, in luoghi diversi dalle strutture carcerarie, o altre soluzioni che così ci possono essere per ridurre il numero delle strutture carcerarie o per migliorare le stesse. Benvenuto. Non ti ho detto mica poco. Assolutamente. Ho fatto un po' di essere sintetico e preciso. Ovviamente, come ha detto il dottor Di Pietro, non parlerò rispetto all'amnistia di lui. In primo luogo, come diceva sempre nella premessa il dottor Di Pietro, noi stiamo pensando come amministrazione, l'amministrazione deve pensare e deve fare, naturalmente, può proporre eventuali, delle provvidenze diverse legislative, può suggerire quant'altro, deve anche lavorare rispetto alle risorse, con le risorse che ha. Noi stiamo cercando di pensare sia ai detenuti che al personale di polizia penitenziaria, valendoci innanzitutto, in primo luogo, degli istituti che devono essere aperti. Quindi elaborando un progetto nazionale
che preveda un ritorno a quelle che sono le origini dell'ordinamento penitenziario, cioè gli istituti devono ritornare ad essere quelli che dovevano essere rispetto all'ordinamento di riforma del 75, quindi innanzitutto la diversificazione per tipologia giuridica e poi la diversificazione in relazione anche alla pericolosità del soggetto, cercando di conoscerlo un po' meglio e quindi non tenendolo all'interno della cella, cercando di creare degli spazi che siano utilizzabili dal detenuto e che permettono anche di far entrare dentro la società, perché poi alla fine tutte le materie, tutti gli argomenti, tutti possiamo dire gli interventi che possono essere attuati per portare il detenuto al cosiddetto reinserimento sociale, ma poi anche per rispondere alla domanda fatta ed aumentare le misure alternative sono in mano alla società esterna, alla sanità per quanto concerne i tossicodipendenti, per quanto riguarda la cura dei detenuti presenti, l'istruzione, la formazione professionale, la stessa idea del lavoro. Quindi se riusciremo a realizzare questi spazi, tutto sommato con i nuovi reparti ce la faremo. Già abbiamo costituito una grande casa di reclusione a Napoli, attingendo un po' da Poggioreale e cercando di ridurre una situazione veramente di grave sovraffollamento. Ma tra breve, io sono stato direttore di San Vittore, credo che sia veramente una svolta epocale, porteremo San Vittore a 1000 detenuti. Lei sa che significa 1000 detenuti, considerate quando c'era Mani Pulite erano 1400 detenuti, perché la prima visita ispettiva da parte della Commissione contro la tortura venne a San Vittore e ci censurò a livello europeo dicendoci attenzione, se volete detenere queste persone così considerate che state commettendo il reato di tortura. Allora, almeno, non era colpa mia, eh? Non era colpa, no, anzi devo dire, però ovviamente se qui presente con il Mani Pulite arrestava un ex ministro, figuriamoci che fine facevano quei poveri tossicodipendenti, quindi indirettamente a responsabilità. No, vabbè. Allora, e questo fa parte del progetto per gli stessi detenuti, ma di questo se ne avvantaggerà anche il personale, perché attualmente noi abbiamo veramente un problema della polizia penitenziaria che tutto sommato non per colpa sua è rimasta un po' ancorata al vecchio retaggio, al retaggio della gente di Custode, che sicuramente è stato un corpo eroico, che ha fatto perfettamente il proprio mestiere, però dalla polizia penitenziaria giustamente vogliamo qualche cosa di diverso. Oggi però con la struttura dei nostri istituti, così come è stata fatta in maniera anche abbastanza indifferenziata, la gente non fa altro che aprire e chiudere una persona che nemmeno conosce. Allora se noi riusciamo a riportare spazi comuni, detenuti, portando per esempio al cortile di passeggio e creando degli spazi per i servizi, per l'attività trattamentale, e ripeto, cose che tutto sommato non sono utopistiche perché l'abbiamo fatta a Bollate, l'abbiamo fatta a Rita, l'abbiamo fatta già in molti istituti. Noi porteremo la polizia penitenziaria a presidiare il territorio, un po' come la polizia di quartiere, a fare veramente polizia e a controllare quelli che sono i punti topici che potrebbero essere pericolosi anche attraverso poi delle unità operative che, così come le pattuglie possiamo dire all'esterno, mutuando un po' la polizia e i carabinieri, detengono proprio il controllo della situazione e conoscono meglio il detenuto, così possiamo anche utilizzare meglio le risorse e livellarle, cioè laddove serve più trattamento utilizziamo più educatori, anche se ne abbiamo pochi, laddove serve maggiore sicurezza per le alte sicurezze utilizzeremo più polizia penitenziaria. Indirettamente rispondo anche alla domanda del dottor Di Pietro. Noi abbiamo attualmente 64.500 detenuti. Secondo noi comunque si deve cambiare. Al di là del fatto che con l'amministrazione ci eravamo già avviati verso la strada della riforma, proprio utilizzando l'esperienza del territorio, io non sono nato a Zibalzinello, un po' conosco il territorio. Prima ancora della sentenza Torreggiano ci eravamo avviati. Diciamo che la sentenza Torreggiano, tutto sommato, veramente è una situazione che ci può, da una parte ci costringe, dall'altra parte ci mette voglia di lavorare, uno stimolo per lavorare proprio anche con le risorse che abbiamo, sperando poi in alcune riforme legislative. Noi abbiamo 64.500 detenuti. Tolti 10.000 di alta sicurezza, 41 bis e quanti sono, tutto il resto diciamo così è media sicurezza, con circa 12.000 detenuti che hanno un anno di pena da scontare e 15.000, 16.000, sono un numero variabile, che si situano intorno ai 18 mesi. Dico 18 mesi non a caso, ma perché 18 mesi è il limite
della detenzione domiciliare speciale, quella che fu varata dal governo Berlusconi, ministro Alfano, e che non riescono a uscire. Poi magari dirò anche perché. Altrettanto abbiamo 25% dei tossicodipendenti, che possono anche essere delle stesse, facendo parte dello stesso numero. Allora, se considerate che il detenuto tossicodipendente, stava accennando lei, può uscire in qualsiasi momento del giudizio, e addirittura la legge per detenuti condannati con sentenza passata in giudicato pone il limite a 6 anni per l'affidamento in prova speciale, ci deve essere un problema per cui poi il tossicodipendente rimane in carcere. E non rimane in carcere perché è un detenuto tossicodipendente pubblico, nonostante i 6 anni di vita. Allora, c'è un problema sicuramente di struttura. Noi abbiamo moltissimi detenuti stranieri, quasi 30-35%, con punti 65% in Lombardia. La maggior parte di queste persone si situa intorno all'anno che dicevo. Il problema è che queste persone poi rimangono in carcere, pur teoricamente aspirare alla detenzione domiciliare o altre misure alternative, proprio perché non hanno le condizioni intorno alle quali si può costruire un concreto di alternative. Banalizzare gli arresti domiciliari, della detenzione domiciliare, il domicilio non ce l'ha. Tutta una serie di cose che non stanno uscendo. Ma altrettanto deve essere coinvolto per esempio il Ministero della Sanità e le Regioni. I dipendenti rimangono in carcere, facendo la tara per i reati che non potrebbero uscire, facendo la tara per persone magari un po' più pericolose. C'è un grossissimo problema di chi paga la retta, perché in effetti il problema è che rimangono in carcere perché non ci sono quei fondi disponibili per investire per l'attività trattamentale. E questo carcere come albergo, insomma. Come ospizio. E questo è un altro problema, se mi permette, perché c'è il carcere estrema razza non soltanto per una questione di umanità. Il carcere è estrema razza perché è una funzione severa che costa tantissimo. Allora, se spostiamo l'asse del carcere da punizione, emenda, rieducazione, lo spostiamo a accoglienza oppure a welfare, posso dire, penale, il carcere diventa un qualcosa che probabilmente, non dico che sia residuale, ma residuale in termini concettuali, ma rischia di creare criminalità piuttosto che tollerare. Un discorso di questo genere, non vorrei toccare il problema della rischiarità, però mi sembra anche lo stesso capo dello Stato facesse riferimento giustamente a diversi sistemi. Però se in questo momento qua vogliamo veramente cambiare le carceri, probabilmente, così come stiamo facendo un'amministrazione che magari per troppi anni siamo stati un po' indifferenti rispetto alla sorte delle carceri, probabilmente tutte le componenti della società devono dare il loro contributo, e ci sono dei soggetti in primo luogo come attori in prima battuta che dovrebbero intervenire, soprattutto 16.000, 160. Poi magari pensare, si dice sempre cerchiamo di portare il detenuto straniero all'esterno, le misure alternative per i detenuti stranieri non valgono, probabilmente una maggiore intesa con il Ministero degli Interni, piuttosto che con le ambasciate, piuttosto che con i consolati e quant'altro, forse un certo numero di persone, magari anche andando a rivedere dei trattati non ancora ratificati o non ancora concretizzati del tutto, probabilmente potremmo anche riuscire a portare un certo numero. Questo affiancato al piano carcere che non è ancora stato realizzato del tutto e degli istituti che stiamo aprendo, probabilmente potrebbe portare a quella soglia di posti letto disponibili, poi per non ritornare al punto di prima, a quel punto là bisogna chiedersi nel 2013 che cosa vogliamo fare delle carceri, che cosa vogliamo fare sia dei detenuti che del personale. Spero di essere stato chiaro. Più chiaro di così, Simone. C'è qualche domanda? Non lo mettevo in dubbio, anzi scusa. Ma perché avrei inizio in queste carceri? Non si è più parlato. No, per governo ci hanno annunziato giorni fa che governo vende per nel mio portafoglio ci sono i biglietti, se ve li dai. Nel mio portafoglio vedi i biglietti quali scatti sono stati costruiti? Oppure devo sentire sempre il nuovo presidente che io lo chiamo, è mia fortunata, che sono tutti il Corvano, il nuovo Corvano senza capelli, che dice e non conclude mai. A un ispettore, a un funzionario dello Stato, questi ce l'abbiamo noi le polemiche, a un funzionario dello Stato diciamo che ha chiesto
abbi pazienza, io devo difendere, faccio a funzione dello Stato si deve chiedere il dato tecnico, il dato politico, la politica parla con me. Quindi, scusami se mi permette. Io non sento più Allora, il piano edilizio delle case. Glielo dico subito, noi abbiamo aperto in quest'anno, abbiamo aperto Sassari, abbiamo aperto Vistano, abbiamo aperto Tempio Rosania e tra breve il caso che diceva che devo quindi 4 grandi istituti. Apriremo tra breve, nel giro, lo accennavo prima, nel giro di pochi giorni, perché già abbiamo iniziato un padiglione di 200 posti a Provera, un padiglione di 200 posti a Savia, un padiglione di 200 che ci consentirà di riportare San Vittore, ripeto, essendo stato in San Vittore per 16 anni, ne ho cognizione che cosa significa, finalmente lo riporteremo a 1000 detenuti. Consideri che San Vittore può detenere bene sicuramente 1000, anche 1100 persone, portarlo a 1000 detenuti è una grossa conquista. Tra breve apriremo anche Piacenza, apriremo Catanzaro, l'altro mese abbiamo aperto a Villa a Reggio Calabria, questi tutti i capitoli che venivano dal piano carcere precedente. In più le gare sono già iniziate per tutta un'altra serie di istituti e di reparti che dovrebbe farci guadagnare altri 4.000-4.500 posti e quindi, come dicevo, in unione a quelle misure che accennavo prima, potrebbe portarci nel giro di un anno, 2 anni, a raggiungere quel limite di... No, ma già adesso, guarda, non mi creda, già adesso, perché se noi adesso avremo 3.500 posti in più, considerando che delle scene singole tutto sommato sono meno appetiti da parte del detenuti, ne raddoppiamo significa 7.000 posti in più, il che, guardi, un grosso passo in avanti. Poi il piano carcere, la seconda parte del piano carcere deve essere modulato, avremo istituti a nord, per cui che abbiamo flussi nel napoletano naturalmente per cercare di demolire quel modo di Poggioreale. Ristruttureremo le sezioni di San Vittorio, altri 600 posti, e quindi come se fosse un nuovo carcere che abbia 2 sezioni. Quindi il piano carcere, ripeto, le gare stanno iniziando, tra breve dovrebbero andare a Milano e poi iniziare a Roma. Bene. Monumenti non inventiamo, monumenti non rischiano di essere bello di San Vittorio. Questo non è qualcosa che completamente, io abito là vicino, magari c'è dire. Forse per la sera mi spiega che ti riferivo, non avevi capito niente, perché sai che... Bene, possiamo chiudere questo intervento, ti ringrazio per averci trovato questo, ma... Io ringrazio voi, mi consente 10 secondi, visto, mi ha dato un po' di confusione, devo essere onesto, io sono, a dire la verità, se faccio quello che faccio lo faccio perché ne sono convinto e non ho timore di dire nulla. La Bossi-Fini non provoca carcerazione, ma provoca una cosa più grave, che sono i processi, che se parliamo di... La legge è uguale per tutti, con 180.000 prescrizioni l'anno non è uguale per tutti, questo la Bossi-Fini va sicuramente evitato, però la Bossi-Fini non crea carcerazione. Io spero, perché noto, non voglio essere polemico, non ce l'ho con nessuno, noto che mi pare che io sono 10 anni che faccio questo, 10 anni che sento dire queste cose, io spero veramente che questa volta sia la volta giusta per dare una svolta. Io sono certo delle intenzioni di tutti, non voglio essere polemico, però nei panni di chi l'ultima volta che ha manifestato il suo dissenso mi ha chiamato il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, del Senato, tutto il mondo politico, sì, siamo d'accordo con te, non è successo assolutamente nulla, le volte prima è successo il contrario, hanno fatto delle norme che creano ancora più carcerazione. Allora io spero che questa volta si vada sulla strada giusta e che sia quella veramente di riforme e soprattutto di depenalizzazioni che non si limitano alla Bossi-Fini o a questo, ma una riforma seria, ampia di depenalizzazioni che va veramente a impedire di creare processi che non portano a nulla. Grazie. Ci vuole un governo di legislatura, quindi appena andremo a votare risolveremo il problema. Non voglio più piangere, voglio fare sui canali.